Siamo col professor Francesco Torre a Trapani, dentro la sala conferenza dedicata a Sebastiano Tusa, è una sala conferenza al primo piano della Torre di Ligny, dove c'è il Museo della Preistoria fondato dal professor Francesco Torre nel 1981, e al primo piano c'è il Museo del Mare di Trapani, fondato sempre dal professor Francesco Torre nel 1989. Il professor Francesco Torre è un geologo, un geoarcheologo, professore universitario per un certo periodo all'Università di Bologna, è studioso della preistoria e della preistoria dei mari profondi. Nel 2000 ha partecipato a un'immersione nel Mar Nero alla ricerca dell'Arca di Noè. Attualmente il professor Francesco Torre è presidente del Consorzio Universitario di Trapani. Come già detto al caro amico maestro Enzo Mulè, questa torre di Ligny è nata nel 1671 grazie al vice re Claudio Lamoraldo. Nel 1981 ne fece un museo di preistoria. La terra è un poco degradata e da allora iniziò la lunga serie di reperti archeologici venuti da tutta la provincia di Trapani che arricchirono la torre. Nel 1983 venne il professore Sebastiano Tusa come consigliere scientifico e da allora abbiamo collaborato per 40 anni assieme. Cosa c'è in realtà all'interno di questa torre e perché è nata questa torre in questo posto particolare? Perché dal 1300 fino al 1800 le nostre coste siciliane erano continuamente assaltate da navi turche e barbaresche. Molti giovani, ma soprattutto donne e bambini, venivano fatti prigionieri e portati o in Turchia o nelle zone del Maghreb, al nord Africa. Questi erano i corsari. Qual è la differenza fra corsari e pirati? I corsari avevano la patente di corsa, nacque durante il periodo della regina Elisabetta I, che dava il permesso, l'autorizzazione attraverso una patente, detta patente di corsa, cioè dei personaggi privati che avevano delle grosse barche private potevano assalire le navi spagnole che venivano dal Sud America ricchi d'oro che avevano sottratto agli Azitechi, ai Maya, e quindi anche il sultano I, che era il sultano di Istanbul, cosa fece? Fece la stessa cosa, copiò la regina Elisabetta. A privati dava il permesso, che poi divennero corsari, di assalire le navi nel Mediterraneo. Ad essi si unirono pure tutti i musulmani barbareschi, che significa Algeria, Tunisia, Libia, e quindi il Mediterraneo divenne un campo di battaglia. Chi è che si opponeva a questi corsari turchi e barbareschi? I pirati. Uno dei pirati più importanti a livello europeo fu un pirata trapanese, un certo Serisso, ma di questa storia ne parleremo un'altra volta. All'interno di questo museo nel 1981 cominciai a portare molti reperti ritrovati in grotta ed altri che erano dei reperti che c'erano in casa di privati che quando seppero che qui mettevamo un museo di preistoria vennero a donarli. Cosa sono? Oggi il museo è un museo didattico. Che significa? Significa che abbiamo degli strumenti, abbiamo dei reperti, degli utensili che servono soltanto, sono delle copie che servono soltanto dal punto di vista didattico a tutti gli studenti che vengono qui a visitare la torre, studenti da tutta la parte della Sicilia, perché è uno dei pochi musei di preistoria in Sicilia. Abbiamo nella parte sottostante, cioè al piano terra, dei calchi in gesso dove vengono descritti dal periodo dell'Australopiteco 3.200.000 anni fa, attraverso l'Homo habilis 2,5 milioni di anni fa, poi l'Homo erectus 1.800.000 anni fa, l'uomo di Neanderthal 250.000 anni fa e infine l'Homo sapiens sapiens.
e vediamo come erano i teschi di quel periodo di questi ominidi e Homo, del genere Homo. Nella parte invece superiore è importante perché abbiamo uno scheletro, una copia della bambina che è un Australopithecus di 3.200.000 anni fa, che venne chiamata Lucy e che tutti i bambini delle scuole vengono a visitare perché lo studiano alla terza elementare. All'interno poi della stessa torre abbiamo al piano terra sempre una serie di utensili. Questi utensili sono delle selci e sono grattatoi, raschiatoi, bulini, tutti utensili che usavano gli uomini preistorici, ma ci sono anche lance, asce, e poi abbiamo tutta una serie di arnesi che facciamo vedere ai bambini come avveniva l'accensione del fuoco, perché il fuoco lo inventò il Neanderthal, e quindi facciamo anche una didattica sperimentale. Un'importante ricostruzione è stata quella dell'uomo di Neanderthal, fatta da un mio studente dell'Università di Bologna, che era anche allievo del mio caro amico maestro Enzo Mulè, che ha fatto l'elementare con lui. Per quanto riguarda gli altri utensili all'interno del museo, abbiamo raschiatoi, grattatoi, bulini, punte, ma abbiamo anche in osso tantissimi altri strumenti. Per esempio abbiamo dei pugnali fatti di osso o corno di cervo, dove veniva immessa una selce. E poi nella grotta di San Vitolo Capo, la grotta del Luzzo, si sono ritrovati invece strumenti che servivano per la pesca. C'è un amo fatto, lo possiamo vedere nelle vetrine, un amo fatto di osso che serviva per prendere grossi pesci, tant'è che all'interno degli scavi della grotta del Luzzo, alla quale ho partecipato, abbiamo scoperto tantissime ossa di pesci grosse, murene, cernie, orate, eccetera. Allora non c'erano pescatori perché bastava mettersi sulla roccia per poter pescare grandi quantità di pesce. Ma molto spesso si cercava di colpire dagli scogli pesci grossi con delle lunghe manici di legno, con lance, diciamo, ma erano lance primordiali perché prendendo un pesce grosso poi scivolavano. E fu allora che inventarono l'arpione, per cui entrava all'interno del pesce e non poteva più uscire. L'arpione fu una grande invenzione. Poi nel Neolitico, quando cominciò l'agricoltura, inventarono anche il falcetto. Infatti ritroviamo all'interno delle vetrine un falcetto fatto in legno con attaccate tutte le selci. Quindi una cosa primordiale ma intelligentissima. All'interno abbiamo anche molte foto all'interno del museo. Una di queste ci sono della tribù dei Boscimani, dove sono stato con loro a caccia per alcune settimane e ho potuto capire come questi ancora a livello primitivo è una delle tribù più primitive insieme agli aborigeni australiani, come vivono tutt'oggi e che sono a livello del Neolitico ancora. Questa è stata un'esperienza bellissima. Giù ritroviamo ancora uno schifazzo, è un modello di schifazzo antico che serviva per portare i tufi, cioè quelli che chiamano in siciliano i cantuna, che sono delle calcarenite prese dalle cave di Favignana, per portarli da Favignana a Trapani. E poi furono usate anche questi schifazzi per portare il sale dalle saline alle grandi navi norvegesi e svedesi che venivano nel porto di Trapani. Perché ho aperto nel 1981 questo museo di preistoria? Perché la provincia di Trapani, oltre ad essere la provincia archeologica più importante d'Europa, e quando diciamo d'Europa diciamo del mondo, con Segesta, Selinunte, Mozia, Lilibeum, Muerici, eccetera, diventa anche una provincia importantissima dal punto di vista preistorico. Moltissime sono le grotte preistoriche della provincia di Trapani, una delle tante, la più importante, che è la terza al mondo, è la grotta di Levanzo, chiamata grotta del Genovese, dove sono stati ritrovati tantissimi pitture all'interno e delle incisioni, sono del Paleolitico superiore, del Neolitico e dell'età del rame, anche perché ci dicono la storia antica di queste isole, perché le isole dopo le glaciazioni erano unite a Trapani, si andava a piedi da Levanzo a Favignana fino a Trapani e lì abbiamo una serie di incisioni di animali che potevano vivere soltanto in praterie, cioè in zone molto larghe come i cervi,
l'Asinus hydruntinus, il cavallo selvatico, eccetera. Nella seconda parte, quando invece dopo le glaciazioni i ghiacciai si sciolsero, il mar Mediterraneo che si era abbassato 150 metri cominciò a innalzarsi, allora le due isole divennero isole. E quindi all'interno troviamo delle pitture e non più delle incisioni di animali, perché non potevano vivere gli animali all'interno di quell'isola, perché in una settimana l'avrebbero mangiati tutti. E quindi abbiamo delle pitture che sono molto belle e importanti perché si collegano a una cultura franco-cantabrica, cioè una cultura francese e spagnola, perché le più importanti grotte al mondo di preistoria sono quelle di Altamira in Spagna e quelle di Lascaux in Francia. Oggi sto preparando un libro sulla grotta di Levanzo, si è scritto tanto sulla grotta di Levanzo, però i libri importanti sono stati quasi sempre libri scientifici. Voglio fare un libro invece di divulgazione, in modo che i turisti, i ragazzi possano leggerlo facilmente e capire qual è la storia di questa grotta del Genovese. All'interno di questo museo abbiamo anche dei pannelli dove ci sono molte figure di incisioni parietali e di pitture della grotta di Levanzo, ma abbiamo anche altri pannelli che parlano invece delle altre grotte della provincia di Trapani, quindi nel territorio trapanese. Sono delle pitture, delle incisioni che io ho scoperto nel tempo in provincia di Trapani. Fra le più importanti ci sono quelle della grotta di Polifemo, che è una pittura molto importante, dove durante il solstizio d'estate la luce entra dentro e illumina. Poi ho scoperto anche delle pitture che sono similari a quella di Levanzo nella grotta dei cavalli a San Vito Lo Capo. Poi ho scoperto delle incisioni lineari ovunque, in quasi tutte le grotte della provincia di Trapani, che vanno da Trapani verso Castellammare, quindi San Vito e Castellammare. Una grotta importante che ho scoperto invece nella zona di Valderice è una fra le più importanti al mondo dal punto di vista paleocristiano, perché è una grotta dove andavano a pregare i cristiani prima dell'editto di Costantino del 313. Questa è una grotta importante perché ci sono delle sculture all'interno della grotta su calcari. Tutto ciò che abbiamo ritrovato fino ad oggi di sculture all'interno delle grotte erano fatte su calcarenite, cioè su materiale sedimentario molto tenero. Questa invece è su calcare, quindi materiale molto duro. All'interno di questa grotta, che ho dato il nome di mia moglie, Grotta Maria, si entra, sulla sinistra c'è una croce incisa nella roccia. Più all'interno dobbiamo andare a visitarla con gli studenti, e ci andremo anche con i nostri amici che sono studiosi di preistoria. Questa grotta all'interno c'ha una scultura molto bella, c'è un Cristo scolpito nella roccia con le montagne del Golgota. Di fronte a questa scultura c'è una figura con una barba molto lunga che si pensa sia un Cristo, e questa purtroppo, come tutte e tantissime altre grotte della provincia di Trapani, ma diciamo della Sicilia, moltissime, a parte quella di Levanzo che è chiusa con le inferriate, sono libere, quindi chiunque può entrare e può distruggere questo bellissimo esempio di arte paleocristiana.
Questa torre è importante perché la storia di Trapani racconta, perché è un periodo particolare quello del 1600 a Trapani, un periodo in cui c'era molta fame, in cui la gente voleva fare anche la rivoluzione, in cui c'erano anche malattie, la peste, eccetera. Quindi per Trapani è stata importantissima. Fu fatta di propugnaculum urbis, cioè a difesa della città. Difatti era lontana un poco dalla città e soltanto nel 1806 si è aperto questo viale, questa strada che porta dalla città alla torre. Prima era difficile anche arrivarci. Detto questo, che cosa abbiamo oltre queste cose all'interno che parlano di preistoria e di archeologia? Abbiamo tantissime navi, quindi sono modelli regalatici da un signore di Alcamo, un certo Iaria Giuseppe, che ringraziamo sempre, che vanno dal periodo medievale fino ai nostri giorni con l'Americo Vespucci. Ma abbiamo il Titanic, abbiamo le navi con le ruote che ancora camminavano nei fiumi, e poi abbiamo in particolare due cose. Abbiamo delle navi cartaginesi e delle navi romane. Abbiamo il modello della nave punica di Marsala e una nave romana che è del I-II secolo d.C. e un'altra che è del III secolo a.C. Una di queste navi è stata fatta, che è una trireme con 150 rematori, uno dei più bei modelli esistenti oggi in Europa, è stato fatto da un nostro studente dell'Università di Bologna. Perché sono importanti queste navi cartaginesi e romane? Perché ci dicono e ci parlano della vecchia storia di Trapani. L'antica storia di Trapani è importante perché Trapani fa vedere al mondo che era un centro del Mediterraneo, era un centro economico e culturale del Mediterraneo, di cui sono passate tutte le civiltà che andavano in Europa, passavano da Trapani. E difatti ognuno di loro ha lasciato qualcosa dal punto di vista culturale, così come ha preso qualcosa anche da noi siciliani. Dobbiamo dire che una delle cose più importanti che oggi la gente conosce e domanda sempre ogni volta che viene a Torre Regni è della battaglia dell'Egadi, che è stata una delle battaglie antiche, anzi la più importante delle battaglie antiche secondo gli archeologi della nostra storia. Per la verità, una delle battaglie più antiche fra cartaginesi e romani è stata quella di Drepana, dove i cartaginesi sconfissero la flotta romana e presero prigioniere 120 navi, quindi catturarono 120 navi. E il generale Pulcro, sconfitto dall'ammiraglio Aderbale cartaginese, dovette ritornare a Roma, e dove ha dovuto pagare poi le spese della battaglia. La battaglia dell'Egadi è stata riformata dal sottoscritto perché c'era qualcosa che non andava. Ne parlai anche con Sebastiano Tusa e con altre persone, un professore Bonino, che è professore di architettura navale all'Università di Bologna, ed erano d'accordo con me per quanto avevo previsto, perché bisogna rivedere e rileggere Polibio e poi vedere quello che è successo con i rostri che sono stati ritrovati nella zona fra Levanzo e Marettimo, per rifare tutta la storia. Polibio, o almeno dicono gli archeologi, che questa fu la battaglia più importante perché i romani avevano dimostrato in questa battaglia dell'Egadi che erano stati più bravi dei cartaginesi, erano diventati più bravi dei cartaginesi anche nel mare oltre che a terra. Ma non è così, perché la storia ci racconta, e Polibio fra le righe lo dice, che Amilcare Barca, generale cartaginese che era Derice, dopo la battaglia di Drepana, quindi la battaglia di Trapani, dopo alcuni anni la flotta cartaginese ritornò a Cartagine sapendo che i romani non erano più in grado di costruire una flotta, e si erano sbagliati, perché i romani, così come gli americani, erano gente molto ricca, per cui ricostruirono subito una flotta con Caio Lutazio Catolo e mandarono questa nuova flotta all'Egadi. Prima conquistarono la parte bassa delle pendici di Erice e isolarono Amilcare Barca, l'ammiraglio cartaginese che era ad Erice. Amilcare Barca inviò con una colomba una lettera di aiuto a Cartagine e Cartagine preparò una flotta. Questa flotta il 9 di marzo del 241 arrivò a Marettimo, si fermò un giorno e poi
partì per andare a Bonagia, nella parte est o nord-est di Erice, dove non c'erano i romani, in quanto lì le rocce cadono a picco, era molto difficile arrivarci, si arrivava attraverso delle mulattiere. Ma non fu una battaglia fra due flotte, ma fu una battaglia fra una flotta romana armata e delle navi da carico. E perché? Questo l'ho scoperto attraverso Polibio, leggendolo attentamente, e attraverso ciò che si è scoperto fino ad oggi. Primo, io fui il primo a trovare il primo rostro trovato in Europa a casa di un mio studente. E diedi la notizia allora a Sebastiano Tusa, e poi furono ritrovati tutti gli altri rostri attraverso una campagna di archeologia di mare profondo. Che cosa è successo praticamente? Polibio Fra le righe dice che i marinai cartaginesi che stavano combattendo questa battaglia non erano gli stessi della battaglia di Drepana, perché erano stati presi in fretta e non avevano molta esperienza. 2. Dice che l'ammiraglio Annone scappò dalla battaglia perché non poteva combattere, ora vi spiego il perché. E infatti sapeva che ritornando a Cartagine veniva crocifisso, ma non poteva combattere perché non aveva una flotta armata, aveva una flotta commerciale che era accompagnata soltanto da alcune navi di scorta. Tant'è, e qui nasce il primo problema, tutto quello che hanno detto fino ad oggi gli archeologi erroneamente, tant'è che sono stati trovati fino a poco tempo fa, quando ho scritto io l'articolo, 23 rostri romani e soltanto 3 cartaginesi. Se una nave romana che ha il rostro colpisce una nave cartaginese che ha lo stesso rostro, la differenza è che in uno c'è scritto il console romano e nell'altro invece nell'altro rostro c'è un'invocazione al dio Baal affinché questa freccia colpisca la nave nemica, si dovrebbero trovare i rostri cartaginesi e i rostri romani. Invece si trovano solo rostri romani e qualche rostro cartaginese, il che significa che le navi romane colpivano soltanto navi da carico e non navi da combattimento. Quindi i rostri sono quasi tutti romani. L'ammiraglio va via, Annone scappa perché non può combattere. Polibio dice fra le righe che queste navi avevano anche le ippogoghe, che erano navi che portavano cavalli, perché quei cavalli dovevano portare le anfore piene di cereali, di vino, di olio a Erice. Tant'è che la zona dove sono stati trovati questi rostri, i pescatori da centinaia di anni la chiamano la zona quartare, cioè la zona delle anfore, perché loro hanno sempre prese anfore e lì è pieno di anfore. Se fossero state 2 flotte da combattimento, romana e cartaginese, non ci sarebbero state tutte queste anfore. E questa è la nuova teoria che abbiamo scritto e che verrà pubblicata di recente.